Alessandro, ci stai prendendo gusto con i gol pesanti, forse però oggi è quello ancora più importante perché era fondamentale non chiudere in svantaggio il primo tempo. Sì, sono entrato diciamo un po' a freddo col gol subito dopo pochi minuti, però sapevamo la forza della squadra, quindi il gol a fine primo tempo ci ha aiutato sicuramente, però eravamo certi di arrivare diciamo, alla conclusione con i 3 punti perché lavoriamo da tanto, so il potenziale che ha questa squadra, quindi sono felice sia per il gol ma soprattutto per i 3 punti. Senti, questo gol ha un prezzo, scusa col gioco, però è enorme, probabilmente vi sta portando in Serie D, vi porterà in Serie D. Quanto sentite questo traguardo vicino? Sicuramente è l'obiettivo stagionale, mancano ancora tante partite perché eravamo a +4 anche 2 settimane fa, ma abbiamo steccato con lo Sciacca, quindi ancora nulla è detto. Era importante vincere sicuramente per creare un po' quel gap di vantaggio, però mancano ancora diverse partite, quindi poi io mi piace parlare un po' alla fine, poi a conti fatti, parlare adesso di obiettivi poi è difficile. Il Gela vi ha dato filo da torcere, però c'è un momento nel primo tempo nel quale avete un po' traballato, ma siete riusciti a recuperare. Sì, ripeto, quel gol a freddo ci ha un po' tagliato le gambe, quindi diciamo che siamo stati bravi noi a ripartire da zero dopo il gol subito, calare la testa, pedalare. E niente, poi siamo stati bravi, la partita il Gela sappiamo il potenziale che c'ha, cioè, non sto qui a dirlo, quindi è stata una bella vittoria sicuramente. Centrocampo in difficoltà visto l'infortunio di Concialdi, l'infortunio di Flores, anche Valenza e Crivello non erano al 100%, tanto è vero che quest'ultimo poi è uscito anzitempo per te, ti sei fatto trovare pronto e l'hai messa dentro proprio quando serviva. Sì, abbiamo avuto un paio di problemi durante la settimana, Concialdi ha avuto un problema al polpaccio, Flores durante la domenica scorsa con il Lascari ha avuto anche lui un problema, però ripeto la rosa è folta, quindi fortunatamente chi gioca, qui non ci sono né titolari né panchinari, siamo veramente una rosa competitiva come deve essere per arrivare all'obiettivo finale e quindi ci siamo fatti trovare pronti anche nonostante le defezioni.